Non ti senti mai a tuo agio quando ti intrapponi a parlare, da rapportarti con altre persone, ti senti sempre comunque in imbarazzo e poi comunque devi rinunciare anche a determinati cibi perché non riesci comunque a masticarli correttamente. Il primo approccio è stato giù in Sardegna e ho visto la pubblicità di dottor Palmas. Il fatto che fosse un dottore italiano e poi anche sardo mi ha spinto, mi ha incuriosito ancora di più ad informarmi. Tutto il percorso che lui aveva fatto, i suoi studi, le sue esperienze e quello che aveva comunque costruito. Sono stata accolta benissimo, mi sono sentita coccolata e supportata. E poi ho cominciato le mie cure, il mio percorso. Non sono solo parole, adesso non metto più la mano davanti alla bocca, posso rapportarmi tranquillamente alle persone senza pensare, mamma mia, devo chiudere la bocca, sai? Ti pone in un altro modo, ti fa sentire meglio, ti senti meglio, sì.